Certo è che il mio pensiero va ai 205.000 azionisti che lasciano sul tappeto circa 9 miliardi di euro in questo momento. Dice bene il governatore quando parla di tragedie, perché dagli analisti arriva la conferma come i buchi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza abbiano indebolito e non poco l'intera economia veneta. Ora questo motore, che per decenni ha trainato l'Italia intera, dopo le frane bancarie e non solo delle popolari, inizia a perdere colpi, impensierendo e non poco anche Roma, che sa bene quanto un Veneto in ginocchio significhi un'intera nazione in difficoltà. Ecco il perché delle pressioni del Ministero delle Finanze verso i grandi gruppi bancari, le fondazioni, i fondi assicurativi e la partecipazione, per quanto l'Europa permetta, anche della stessa Cassa Depositi e Prestiti per la creazione di un fondo a sostegno delle popolari venete, che hanno un disperato bisogno di liquidità attraverso l'aumento di capitale che però il mercato non vuole sottoscrivere. Del resto la situazione è tutt'altro che rosea, se anche oggi il Fondo Atlante, chiamato così da Padoan perché, come nella mitologia, dovrà sopportare un peso enorme, quello di miliardi di debiti, non riscuote consensi. Investitori interessati ci sono, ma chiedono rendimenti molto alti, segno che l'operazione la considerano ad altissimo rischio. Dall'altra parte ci sono gli ottimisti per forza, primi Intesa e Unicredit, che dopo aver sottoscritto le garanzie per miliardi non possono più tirarsi indietro. Come il Veneto che non potrebbe sopportare un eventuale fallimento o, come si dice oggi, il bail-in bancario. Ecco perché il presidente Zaia vuole guardare il bicchiere mezzo pieno. Io penso che questo fondo dia innanzitutto una risposta a un problema reale che c'è, che è quello che le banche sono in difficoltà. Diciamocelo fino in fondo, fare bilancio oggi facendo impresa con una banca non è facile. Ovviamente le banche italiane hanno delle sofferenze che sono ormai evidenti, dopo abbiamo il caso delle Popolari del Veneto, Popolare Vicenza e Veneto Banca, che oltre a qualche problema tipico del mondo bancario hanno anche il problema della quotazione. Andremo a vedere come andrà a finire. Intanto le azioni Unicredit e Intesa sono calate del 5% dopo le ultime dichiarazioni e non è certo un buon segno, contando tra l'altro che Atlante dovrebbe rendere il 6%, quando i bot 2016 sono stati piazzati con un interesse del meno 0,076%. Numeri che da soli raccontano molto di più di tante parole.